Buongiorno da Renzo Michieletto, ci troviamo qui a Legnaro in un appezzamento sperimentale di Veneto Agricoltura dove si fanno delle prove per valutare, per capire se è possibile ridurre l'uso di fitofarmaci per alcune colture, in particolare per il mais. Allora, chi ci sta seguendo da alcuni mesi, Radio Veneto Agricoltura, sa che nelle puntate 44 e 46 abbiamo con il dottor Lorenzo Furlan, che è collega di Veneto Agricoltura che abbiamo qui oggi, abbiamo già affrontato e inquadrato l'argomento, un argomento davvero interessante. Oggi siamo qui sul campo per quale motivo? Perché vediamo come funziona il posizionamento delle trappole. Esatto, abbiamo visto che per capire se può esserci un rischio di danno al mais nelle prime fasi di sviluppo dobbiamo valutare i fattori di rischio. Un elevato contenuto di sostanza organica maggiore del 5% è un fattore di rischio, una precessione con prati o doppi raccolti è un fattore di rischio, un cattivo drenaggio, per esempio sistemazioni ancora a cavino, rappresenta un fattore di rischio. Un altro modo di capire se c'è un rischio è mettere la trappola a ferormoni che abbiamo visto descritta nella puntata precedente. Bene, adesso andiamo a vedere come si posizionano, come si montano e come si posizionano. Esattamente, in pratica come si fa. Questa è la trappola smontata che abbiamo visto nel corso della puntata precedente, la 46esima di Radio Veneto Agricoltura, smontata per la cattura degli adulti, che adesso montiamo e ci spieghi come va poi posizionata. Allora, questa è una trappola che è utile per catturare tutti gli adulti di elatteridi che possono fare danno al mais e ad altre colture in Italia e in Europa. È molto semplice, è stata sviluppata, è un brevetto nostro. E ascolta, che tutti gli agricoltori interessati possono richiederla a Veneto Agricoltura. Sì, è una vecchia ricerca, una ricerca che risale ancora agli anni 90. È stata sviluppata, ancora validissima, è stata sviluppata tra Italia ed Ungheria e un gruppo di lavoro che ha portato a questo risultato che fra l'altro è anche unico al mondo, cioè uno strumento così versatile, semplice, semplice avete visto che il montaggio è abbastanza veloce, va innescata ovviamente perché funziona con l'odore della femmina che attira i maschi stupidi in tutte le specie. Quindi adesso viene inserito il feromone. Compresi gli elatteridi, questo è il primo feromone, Agriotes brevis, che viene messo nella posizione bassa, altrimenti non funziona. Poi mettiamo invece l'Agriotes sordidus, che è l'altra specie importante nella nostra zona. La posizione più adatta è questa qui, e cerchiamo di infilare. Quindi viene infilata tra queste alette. Sì, esattamente, eccola qui. E la rimettiamo sopra. Facciamo così e questa trappola adesso è pronta per funzionare. Dobbiamo interrarla in posizione adatta, questo serve a evitare questo tipo di fondo, potrebbe essere anche piatto, è però adatto a catturare tutte le specie senza usare insetticidi all'interno della trappola, compreso l'Agriotes ustulatus. Ok, allora questa è la posizione. Quanto tempo poi deve rimanere posizionato? Allora, in questa posizione, se vogliamo un monitoraggio, può essere messa al bordo del campo per disturbare meno, la sua informazione la dà, può essere valida per dare un'informazione su parecchi ettari, perché gli insetti volano e quindi il dato medio che io ottengo dalla posa di una trappola è valido per una zona. La posiziono oggi con tutti e due i feromoni, brevis e sordidus. Il brevis può essere lasciato lì per tutta la stagione, sordidus va rimpiazzato, sostituito dopo 35 giorni circa, 30, 35, 40 e con altri 2 mesi fino a inizio giugno Sordidus dà il suo risultato, cioè abbiamo il risultato relativo alla popolazione di Sordidus. Brevis normalmente cattura bene fino a maggio, poi il volo. Ricordiamo che questa azione porta via 3-4 ore di tempo nell'intera stagione. Esattamente. Quindi, è un'informazione che va aggiunta all'eventuale presenza di altri fattori di rischio. Se questa trappola cattura più di 200-300 adulti di brevis o più di 1000 adulti di Agriotes sordidus o più di 1000 adulti di Agriotes ustulatus o litigiosus, che sono le principali specie della nostra zona, nell'anno successivo scatta il campanello d'allarme e allora andremo a mettere le trappole per larve. Quindi, riassumendo,
Fattori di rischio che abbiamo citato prima: sostanza organica, precessioni con prati o doppi raccolti, drenaggio cattivo come quello dei cavini, elevate presenze di adulti della specie brevis o delle altre specie che abbiamo prima citato, possono essere un campanello d'allarme, e quindi vado poi a mettere le trappole per larve per vedere se effettivamente ho una popolazione in grado di fare danno. Dobbiamo sempre sapere che se non ci sono fattori di rischio che abbiamo citato, la probabilità di avere un danno è bassissima, inferiore all'1%, 0,2, 0,3, in molti casi, nella maggior parte dei casi non succede assolutamente nulla. Se ci sono dei fattori di rischio può succedere qualcosa e posso stabilire se c'è un rischio davvero mettendo le trappole dell'arbore, ma comunque anche dove ci sono fattori di rischio, nella maggior parte dei casi non c'è un danno economico, non c'è effettivamente una riduzione di produzione del mais, e quindi è opportuno andare a vedere se le larve ci sono veramente. Trascorso un mese dal posizionamento della trappola si passa alla raccolta di cosa, Francesca? Degli adulti che sono stati catturati, quindi una volta al mese al cambio del feromone si fa la raccolta degli adulti per poi sacchettarli e portarli casomai a noi per il riconoscimento. E adesso vediamo come si fa. Quindi un'operazione molto semplice. Si mette all'interno, ecco, si dovrebbe mettere tutto quanto all'interno perché non caschino, loro saranno raccolti in questa specie di bicchiere e si svuota, si pulisce bene perché spesso è anche sporco di terra eccetera se ci piove. E quindi poi si passa alla conta. Esatto, si raccolgono, si mettono in un luogo fresco, si mette un'etichetta con il luogo, la data della raccolta e si porta, si consegna a chi è deputato poi a riconoscerli. Dopodiché si interra nuovamente. Se si deve fare un cambio di feromone si cambia e si interra di nuovo leggermente perché non venga portato via dalle intemperie. Allora Francesca, ci spieghi poi come avvengono le operazioni della conta vera e propria? Ecco, la conta è abbastanza semplice perché comunque sono insetti molto ben visibili. Una volta che abbiamo individuato la specie, magari tramite anche la nostra consulenza, poi il conteggio è anche molto semplice, lo può fare anche un semplice agricoltore quando è stato istruito. Quindi stiamo parlando di un'operazione molto semplice. Certo. Siamo pronti per posizionare la trappola per larve di elateri, di cosiddetti ferretti, no? Certo. Comunemente detti. Francesca, ci spieghi in cosa consiste questo composto e poi vedremo come andrà posizionata. Allora, questa trappola è molto semplice, è costituita da un vasetto da 10 cm di diametro, riempito con 30 cc di Che vuol dire proprio poca roba. mezza provetta, diciamo, di seme di frumento e mezza provetta di seme di mais. Il tutto riempito fino all'orlo di vermiculite. Si mischia bene, poi si bagna fino a essere completamente immersa e si posiziona nel terreno. Bene, adesso vediamo come mettere giù una trappola per larve in un appezzamento in cui ne stiamo per mettere 9-12 per avere un monitoraggio di una zona omogenea dove c'erano fattori di rischio, e la trappola 9-12 per ettaro. Per ettaro o anche per appezzamento omogeneo, anche se è più grande, ma ha una stessa storia, anche su più ettari, ben distribuita, dà un'idea se ci sono larve sopra la soglia di danno. Quindi questo è il composto che abbiamo visto poco fa con Francesca e adesso lo bagniamo. Adesso lo bagniamo. Dobbiamo accertarci che sia ben bagnata, che quindi l'acqua esca da sotto, e poi cominciamo a metterla giù. Molto semplice anche questo. Questo è un punto della griglia che abbiamo così velocemente definito. La trappolina va qualche centimetro sotto la superficie del terreno, si copre bene in modo che non ci siano dei buchi che possono nei prossimi giorni cosa succederà qui sotto? Allora si mette un sottovaso, si copre, sottovaso 18 cm, la trappola era da 10 o anche da 11, insomma non è essenziale. Ovviamente un bacchettino anche più alto di questo per trovarla. Ecco, e cosa succederà da adesso in avanti? La trappola germina, cioè i semi dentro la trappola germinano, producono anidride carbonica che attira le larve nella zona circostante. Su un terreno nudo funziona meglio perché
le eventuali piante attorno possono produrre anidride carbonica e quindi competere con la trappola, quindi il consiglio è o su terreno libero da vegetazione o comunque liberare dove si mette la trappola dalla vegetazione circostante per almeno 30 cm. I semi germinano, attirano le larve perché producono anidride carbonica, con temperature sopra gli 8 gradi centigradi nel terreno. In 10 giorni si ha una cattura ottimale e si può quindi, guardando le trappole dopo i 10 giorni, capire se c'è un livello tale da causare danno al mais che verrà entro pochi giorni quel campanello seminato. d'allarme di cui si diceva. No, in questo caso non è più un campanello d'allarme, è avere accertato che potrà esserci un danno economico dove si supera un certo livello di larve effettivamente presenti nel terreno. Allora, sono trascorsi circa 10 giorni dal posizionamento della trappola e adesso andiamo a scopertura e vediamo cosa è rimasto dentro. La trappola è germinata, vedete i semi di frumento perché le temperature sono state basse, abbastanza basse in questo periodo, un bel telo più grande di questo, ma adesso per far vedere si può aprire la trappola e osservare se ci sono larve all'interno della trappola. In base al numero poi decideremo se è il caso di intervenire o meno. In questo caso questa trappola dobbiamo guardarcele tutte, questa trappola al volo non è niente, dopo averla distesa su una superficie più ampia e aver controllato bene, il materiale viene raccolto, etichettato, località e data e messo su degli imbuti per avere il numero esatto, anche quello che può sfuggire all'occhio umano in una ricerca così. Dal punto di vista pratico comunque un'osservazione su un telo largo di tutte le trappole dell'appezzamento che si sta monitorando è sufficiente, ce ne sono tante, anche un occhio non particolarmente esperto è in grado di riconoscere. Ipotizziamo che tutte le trappole che noi abbiamo posizionato ci diano questo risultato. Non occorre fare nulla. Non occorre La fare difesa nulla. integrata dice che la soglia di danno non è stata superata e quindi non si deve utilizzare un insetticida alla semina né come conciante del seme né come microgranulare alla semina. E quindi ripartiamo dalla puntata 44 dove dicevamo che una larva, in base al numero medio dell'appezzamento monitorato, possiamo decidere se ci sarà un danno in grado da ridurre la produzione di mais o meno. La soglia per la specie più pericolosa, che è l'Agriotes brevis, è di una larva in media per trappola, per Agriotes sordidus è 2 larve in media per trappola, per Agriotes litigiosus e Agriotes ustulatus la soglia è 5 larve in media per trappola. In questo appezzamento probabilmente non supereremo la soglia e quindi diremo non è necessario trattare il mais alla semina, comunque non è necessario utilizzare una semente conciata con insetticidi e non è necessario utilizzare un insetticida microgranulare con la seminatrice. Allora le operazioni che abbiamo visto questa mattina, che abbiamo spiegato con le diverse puntate di Radio Veneto Agricoltura, abbiamo capito che è possibile evitare interventi inutili e quindi spendere soldi e quindi inquinare anche di meno ovviamente, attraverso semplici operazioni. Quindi invitiamo gli agricoltori a contattare Veneto Agricoltura e quindi partecipare con operazioni semplici come queste che abbiamo visto oggi e partecipare quindi anche. La sintesi estrema è: nella maggior parte dei casi non serve fare nulla, non serve trattare, ma non serve neanche monitorare, perché se non ci sono fattori di rischio la probabilità di un attacco è molto bassa. Posso coprirla col fondo mutualistico se voglio proprio stare tranquillo al massimo, ma il rischio è talmente basso che non mi preoccupo. Qualora invece ci sia un fattore di rischio che abbiamo già citato prima, sostanza organica, processione culturale con prati e doppi raccolti, terreni ancora con cattivo drenaggio tipo Cavino, oppure trappole a ferormoni che hanno catturato molto, che abbiamo visto prima, a quel punto mi preoccupo e metto in campo le trappole per larve per verificare se effettivamente c'è un superamento della soglia di larve per numero di trappola, ma nella maggior parte dei casi non è necessario neanche fare il monitoraggio. Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con Radio Veneto Agricoltura.